pensa che un panino così a Barci se lo paga quasi 6 euro, poi lo paga 2,50 € dalla pausa. Siamo arrivati ad Erdago per fortuna, e devo dire che il test su questa Dartmoor Hornet, con dietro la sua ruota appunto da 27,5 pollici e davanti la nuova ruota da 29, per cui una Dartmoor Hornet in versione mallet, è migliorata tanto. L'offset di questa forcella è da 41, se non sbaglio, 41-44, ed è corto, perché questo offset va bene per avere sterzate corte, cioè sulle e-bike che sono bici grandi e soprattutto sulle ruote da 29 pollici che fanno una certa fatica a sterzare. Questo offset corto permette di avere una sterzata più immediata, più breve, per cui si riesce a sterzare in modo più rapido. Ma su una bici così hardtail, rigida, corta, perché questa poi tra l'altro è un telaio taglia S, il più piccolo, con ruote piccole da 27,5, cosa succede? Un offset così corto gli dà molta instabilità, si chiude subito la ruota, ad alte velocità comincia a sbarellare, comincia a ondeggiare facilmente. Infatti sulla forcella precedente, che era una RockShox Gold 35, avevo su mi pare un offset da 48 se non sbaglio, e poi quando ho rovinato gli steli e ho dovuto cambiarli sono riuscito a trovare solo un ricambio con offset da 51, per cui più grande. L'ho montato su e mi sono subito trovato meglio con l'offset da 51 su questa bici, perché appunto gli permetteva una sterzata più morbida. Invece l'offset corto mi dava una sterzata troppo reattiva, troppo nervosa, troppo brusca, e perdevi facilmente il controllo, anche perché poi il posteriore tende a scodare molto facilmente, diventava ingovernabile la bici, lo è tuttora. Sì, vabbè, sterza meglio, ti muovi meglio sui sentierini, sui tratti chiusi, ma dopo non hai stabilità. Quando ti trovi sullo scassatone questa se ne va via per i cazzi suoi, soprattutto con ruote da 27,5, allora questo diventa non un vantaggio ma un problema. È meglio avere un offset più lungo, tipo da 51. Infatti ero quasi tentato di mettere su la vecchia forcella RockShox, perché mi trovavo meglio nella sterzata. Ammortizzava da cani perché è una forcella di merda, ha un ammortizzatore che si rompe facilmente, però almeno riuscivo a sterzare bene. C'è la possibilità di poter montare un 51 qui, però ti costa 180 € la forca, cioè gli steli, mentre sulla RockShox Gold 35 mi pare che 80 € me l'ero cavata. Vabbè, questa è la recensione della mallet. Poi tra l'altro il Continental qua, io ho sbagliato a prendere un 260, forse un po' troppo grande, ma era economico, me lo davano per 25 € e avevo bisogno di tenere bassi i prezzi. Adesso dovrebbe arrivarmi un Michelin DH34, sempre versione economica, speriamo che... Questo però è andato bene anche sullo sterrato, sul bagnato, sull'enduro, anche se non è un copertone da enduro. Come detto anche più volte, attenzione, questi funzionano bene da nuovi, appena hanno un po' di chilometri questi perdono subito aderenza sul bagnato. Sono copertoni più da turismo, da XC. Invece questi Michelin E-Wild non mi trovo a mio agio, cioè nonostante i tasselli grandi sono nervosi, scodano, hanno poca tenuta laterale. Io avevo provato il Wide Enduro Front da 2,80, 27,5, e quello era un binario. Sti qua non è la stessa roba, il disegno è quasi identico, però le mescole e la carcassa saranno molto differenti. Comunque non mi trovo bene come quello che avevo una volta. D'altronde questo è un copertone da 30 € e invece il Wild Enduro Front è un copertone da 60 €, il doppio. Ok ragazzi, speriamo che il prossimo giro riesco a fare il 970 e vi proporrò quello. Ciao.